Euroregione News. Ringrazio i cittadini del Friuli Venezia Giulia per la fiducia che ci hanno accordato lo scorso aprile. Credo sia doveroso, al finire dell'anno, rendicontare alla nostra popolazione quanto l'attuale amministrazione ha portato avanti. Siamo riusciti a sbloccare più di 360 milioni di euro di investimenti per le autonomie locali, cosa che si cercava di fare da anni ma nessuno era mai riuscito a fare. Inoltre abbiamo deciso di azzerare l'IRAP per tutte quelle imprese o professionisti che investono o investiranno in montagna. Un territorio della nostra regione colpito e dimenticato per troppi anni. Non solo, daremo un'agevolazione fiscale anche a tutte quelle imprese che assumeranno persone uscite da crisi occupazionali. Misure di vantaggio crescente se la persona sarà più vicina all'età pensionabile. Abbiamo previsto IRAP 0 per 3 anni e un ulteriore sconto per altri 2 anni per le nuove imprese che investiranno in Friuli Venezia Giulia. Questo vuol dire creare posti di lavoro, creare sviluppo per la nostra regione e attirare nuovi investimenti. Abbiamo garantito 93 milioni di euro alle autonomie locali per favorire gli investimenti sul territorio. Abbiamo raddoppiato gli investimenti nella sanità, superando i 200 milioni di euro per garantire il diritto alla salute ai cittadini di questa regione. 75 milioni di euro alla protezione civile per affrontare l'emergenza maltempo che ha colpito i nostri territori. Un piano straordinario di 319 milioni di euro che si aggiungono alle risorse già previste da Regione Friuli Venezia Giulia. Moltissime risorse che crediamo siano necessarie per rilanciare la nostra regione e le prospettive occupazionali dei nostri cittadini. Abbiamo deciso di intervenire anche sul sociale. D'ora in poi, per la domanda di accesso alle case ATER, si dovrà avere almeno 5 anni di residenza in Friuli Venezia Giulia. Verrà eliminata quella disparità dove nelle graduatorie prima stavano i cittadini che venivano da migliaia di chilometri di distanza e per ultimi i nostri cittadini. Non solo, abbiamo deciso di intervenire anche per quanto riguarda il trasporto pubblico per gli studenti. Infatti, d'ora in poi l'extraurbano, tutto il trasporto pubblico extraurbano per gli studenti sarà gratuito. Abbiamo inserito 6 milioni di euro per stabilizzare i precari. Infine abbiamo stanziato 28,5 milioni di euro per aiutare le fasce più deboli. Un sostegno al reddito e un aiuto concreto a più di 50.000 persone, circa 19.000 famiglie. Riteniamo che anche in questo caso sia stato doveroso introdurre il limite dei 5 anni di residenza, proprio per dare precedenza ai cittadini del Friuli Venezia Giulia. Non ci siamo dimenticati nemmeno delle promesse per quanto riguarda la sicurezza, stanziando 28 milioni di euro sia per enti pubblici che per cittadini privati. Queste risorse serviranno all'acquisto di telecamere e tutti i mezzi idonei a garantire la sicurezza all'interno delle proprie abitazioni. Abbiamo tagliato 1,5 milioni di risorse per l'accoglienza diffusa, soldi che servivano ad aiutare chi entrava clandestinamente nel nostro territorio. Abbiamo potenziato il controllo dei confini con un forte accordo con il Ministero dell'Interno, garantendo un presidio costante, aumentato anche nel numero, che permette oggi di fermare i trafficanti di esseri umani e gli ingressi clandestini sul nostro territorio. Abbiamo preso passer, traffico di droga e traffico di armi. Questi i successi di una politica seria sull'immigrazione. Abbiamo voluto puntare fortemente alle politiche sulla famiglia. Regione Friuli Venezia Giulia diventerà capofila di un progetto nazionale per promuovere le buone pratiche ed entrare anche nelle scuole per portare la cultura del valore della diversità che esiste tra uomo e donna. Non solo, anche in questo settore abbiamo messo moltissime risorse per garantire asili nido gratuiti per tutti i bambini dopo il primo. Questo vuol dire che le famiglie dal secondo figlio in poi, con un ISEE fino a 50.000 euro, non pagheranno più l'asilo nido. Per finire voglio ricordarvi l'importante riforma sanitaria che abbiamo approvato. Siamo partiti dal cambiamento di governance e questo ci permetterà di tenere sotto controllo la spesa sanitaria. Vorrei portare i migliori auguri per un sereno Santo Natale e un felice anno nuovo a tutti i cittadini della nostra regione.
con un pensiero particolare alle popolazioni colpite dal maltempo. Regione Friuli Venezia Giulia c'è e sarà sempre con voi. Euroregione News.